Ciao bambini! Oggi vi tengo compagnia con una storiella. Vi racconto la storia di Posso guardare nel tuo pannolino? La storia che abbiamo letto tante volte e che vi piace tanto. Ecco qua. Questo è Topotto. Topotto è un topolino molto curioso. Infatti smonta sempre tutti i suoi giochi per vedere dentro come sono fatti. Lui è un curiosone, curiosa anche in tutti i buchetti che incontra, con le mani e coi bastoncini. Curiosa dentro le tane, dentro le bottiglie, dentro le grotte, mette il naso proprio dappertutto. La curiosità di Topotto non ha limiti. Posso guardare nel tuo pannolino? Chiede l'amico Leprottino. Ma certo che sì, risponde Leprottino. Oh, Topotto trova all'interno 7 palline di cacca. Molto bene, dice. Incontra poi Betta la capretta. Ciao Betta, posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino? Ma certo, dice, guarda pure. Come pensavo, tante cacchette scure. Complimenti, dice Topotto. Cammina, incontra il cane Teo. Ciao Teo, posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino? Ma sì, risponde Teo divertito dalla strana richiesta di Topotto. La tua cacca ha una forma deliziosa, amico mio, commenta Topotto. Più avanti Topotto incontra l'amica Clara la mucca. Ciao Clara, posso dare un'occhiata anche nel tuo pannolino? Chiede alla mucca. Ma certo che sì, risponde Clara, guarda pure Topotto. Non ci posso credere. È enorme, dice Topotto. Psst, Fulmine, posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino? Chiede al cavallo. Oh, ma fai pure, dice Fulmine. Ecco qua, 3 grosse palle giganti. Ma complimenti, dice Topotto. Cammina, incontra alla fine il piccolo e timido Piggy. Piggy, posso vedere cosa c'è dentro il tuo pannolino? Mi lasci? Beh, ma sì, dai, ok, dice il maialino. Ecco qua. Wow, dice Topotto, fantastica la tua cacca, è la migliore di tutti, Piggy. Ehi, Topotto! Ora guardiamo noi nel tuo pannolino, esclamano Clara, Piggy, Leprottino, Teo, Betta e Fulmine. Ma sì, nessun problema, dice Topotto. Ecco qua. Oh, esclamano tutti sorpresi, ma il tuo pannolino è vuoto. Com'è possibile? Semplice, dice Topotto. Io ho imparato a fare la cacca nel vasino, guardate. Il vasino? Vogliamo imparare anche noi. Ci insegni? Ma certo. Ecco che Topotto fa sedere tutti i suoi amici sul vasetto, giallo, rosso, azzurro, verde, arancione, celeste e rosa, come fate voi qua bambini all'asilo. E Topotto canta loro una bella canzoncina. Ecco qua. Ciao bambini. A presto. Ciao.